Per tutti voi, figli di una patria che non amate più, siamo qui a ricordarvi che proprio il popolo si ama e non si distrugge. Fermiamo l'invasione. 4 di loro sono già stati identificati e denunciati, ma la Digos sta identificando anche gli altri per accusarli tutti e 16 di violenza privata. Eppure loro, gli esponenti di Veneto Fronte Schienezza, non arretrano di un passo. Anzi, dopo l'irruzione alla riunione di 2 sere fa all'Assemblea Pubblica Como Senza Frontiere, interrotta tra lo sgomento dei presenti per leggere un volantino proclama di accuse contro l'immigrazione, il gruppo di ultradestra Veneto, che tra i suoi appartenenti conta persone da tutto il nord, ha pubblicato un comunicato ribadendo l'iniziativa. Vi garantiamo che ne seguiranno altri, ha scritto, tutti permeati dello stesso vigore. E precisano, nessuna aggressione, nessuna violenza, solo la lettura di un documento. Il problema è che tutto questo è avvenuto senza che gli organizzatori della serata, ARCI, ACLI, CGIL e gruppi di volontariato, potessero fare alcunché per impedirlo. I militanti di ultradestra sono entrati nel locale e si sono messi attorno al tavolo dove stavano discutendo una decina di persone. Hanno interrotto la riunione e un portavoce ha letto il testo di un volantino dal titolo Como senza frontiere, ipocriti di mestiere. Nel testo critica le politiche nazionali sull'immigrazione, definita invasione, e alle associazioni in particolare accusate di essere composti di soloni dell'immigrazione a ogni costo, guidate da una logica schiavista e una logica malata. Una vicenda che ha sollevato un vespaio di polemiche. La CGIL ha chiesto al prefetto di Como la convocazione di un tavolo urgente, mentre i deputati PD Emanuele Fiano, Chiara Braga e Mauro Guerra hanno firmato una interrogazione al ministro Minniti parlando di intimidazione in stile squadristico e azione gravissima e inaccettabile. Incapaci di vedere che la loro logica